Sono ancora sulle tracce dell'uomo i carabinieri che sabato sera sono intervenuti dopo la chiamata disperata di una giovane di origine bengalese. Dura la condanna della comunità nei confronti dell'uomo che, approfittando dell'assenza del marito della ragazza minorenne, madre di un neonato, ha abusato di lei violentandola mentre nella stanza accanto dormiva il bimbo. L'aggressore, più grande di lei, era ospitato in casa della coppia e pare avesse delle mire sulla giovane già da tempo. Disperata, la richiesta di aiuto della ragazza, che secondo gli inquirenti avrebbe appena 17 anni. Sotto shock ha chiamato i carabinieri e con loro è corsa in pronto soccorso per escludere eventuali malattie venere dopo la violenza subita. Ci ha fatto veramente rimanere scioccata tutta la comunità, tutti hanno condannato questo episodio perché è una cosa che non deve succedere. Dopo l'aggressione e la violenza, l'uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce mentre i carabinieri indagano sull'accaduto. Il fatto è diventato terreno di scontro politico. Dure le parole dell'eurodeputata Anna Maria Cisint. Rientriamo nel ragionamento che spesso ho denunciato di spose bambine, di madri bambine, di ragazze obbligate a un futuro che non scelgono ancora da minorenni. La vicenda dell'ospite rientra in un sistema più ampio, classico delle comunità bengalesi, dove chi è residente in Italia accoglie fingendo ospitalità ma nascondendo affitti in nero, posti letto in nero. Siamo in quella fattispecie lì. Siamo rimasti veramente un po' scioccati perché solitamente quando c'è una famiglia, solitamente l'appartamento, se in affitti, si condivide con un'altra famiglia. Invece in questo caso c'è uno sconosciuto che abita dentro una casa dove c'è una famiglia, quindi è una cosa veramente un po' strana che noi cercheremo di capire che è successo. Un fatto che apre uno spaccato di quella che è la realtà della terraferma veneziana. Da un lato il sovraffollamento negli appartamenti per mancanza di possibilità di affittare, dall'altro la presenza delle oltre 25.000 persone di origine bengalese che lavorano nel territorio. Solo a Fincantieri sono circa 7.000 dalla Lega Laffondo. Basta. Rimpatri, remigrazione, chiamiamola come vogliamo, ma non siamo più disponibili ad accettare situazioni di questo genere, di extracomunitari che arrivano e compiono atti così gravi. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi c'è tantissimo lavoro e l'Italia ha bisogno di lavoratori, quindi l'immigrazione legale ben venga, ma fare propaganda in questo modo, l'immigrazione, queste cose sono cose che ormai non funzionano, attirano solamente qualche persona ignorante che comunque non sa come funziona l'immigrazione e quindi che mandi dei messaggi seri e concreti, non solo propaganda e slogan da campagna elettorale tutto l'anno.